Dopo lo smart working, il Covid fa nascere anche il balcony working, il lavoro dal balcone. Il luogo è Palazzo Ferrofini a Venezia, sede del Consiglio regionale del Veneto. L'uomo fuori dalla finestra è un alto dirigente della regione, vaccinato una prima volta e guarito dal Covid, arrivato però da Palazzo Balbi, sede della presidenza e della giunta regionale, senza Green Pass. Il ferreo regolamento anticontagio non concede deroghe e senza certificazione il dirigente deve discutere da fuori della finestra dell'ufficio di presidenza della seconda commissione, di cui è vicepresidente il consigliere d'opposizione Jonathan Montanariello. Era una persona che aveva tutti quanti a pieno titolo il diritto di poter entrare. Erano lì presenti gli stessori di questa delibera dell'ufficio di presidenza, alla quale gli è stato chiesto di applicare il buon senso, di non demandare la logica e la libertà delle persone alle macchine. Non si trattava di un Novax, era una persona che aveva un Green Pass anonimo che non veniva letto. La grande anomalia è che questa persona quotidianamente lavora nei palazzi della Regione Veneto e quindi vuol dire che per i consiglieri regionali un trattamento di serie A tutela l'ennesima potenza e dopo invece negli altri palazzi governativi, come avviene, questa persona quotidianamente ci entra e ci lavora. A Palazzo Ferrofini, dove si parla di un problema tecnico, con una sola dose il certificato non veniva letto, fanno osservare come la delibera sull'obbligo di Green Pass abbia permesso di poter tornare al lavoro in presenza in sicurezza. In ogni caso, il segretariato generale è stato attivato per uniformare i regolamenti tra le due sedi coinvolte dalla vicenda, quelle della Giunta e del Consiglio regionale.